Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti. Questa è Te la do io l'America, questo è l'appuntamento settimanale che riguarda proprio gli Stati Uniti d'America per avere un punto più fresco, un'idea, un'opinione migliore per la prossima settimana che verrà. Incominciamo subito con la notizia che è stata data praticamente poco prima della scorsa puntata, ovvero la il nuovo piano del presidente Biden di poter permettere all'Ucraina di utilizzare le armi a lungo raggio proprio contro la Russia. Il presidente Biden, che in teoria avrebbe i classici poteri di ordinaria amministrazione, come avviene poi in Italia, quando un presidente del Consiglio finisce il proprio mandato e deve poi consegnare la carica, la campanellina al suo successore. Invece il presidente Biden decide di attuare una misura di politica estera molto, molto importante. Una misura di politica estera che ovviamente non fa altro che esacerbare i toni e il confronto fra Russia e Stati Uniti che sono sempre stati avversari proprio durante anche le presidenze democratiche degli ultimi anni, con addirittura la Hillary Clinton che per fortuna perse la campagna elettorale del 2016 perché aveva intenzione di continuare e di aumentare l'escalation di violenza, possiamo anche chiamarla economica e verbale, contro la Russia nella campagna elettorale del 2016 e poi in una sua futura possibile presidenza. Ma andiamo avanti con le notizie invece che riguardano la futura amministrazione degli Stati Uniti, ovvero la presidenza Trump, con Vivek Ramaswamy e Elon Musk che formeranno questa commissione per il controllo delle spese del governo federale. Hanno chiamato questa loro commissione in un nome molto molto simpatico, ovvero DOGE, che in realtà vuol dire Department of Government Efficiency, quindi il dipartimento proprio per l'efficienza governativa, ma è simpatica perché Elon Musk anni fa investì proprio in una moneta virtuale chiamata Dogecoin, che è rappresentata da quel famosissimo cane Shiba giapponese per i giovani sul web. E si parlava molto di questa commissione di Vivek Ramaswamy ed Elon Musk, brutti e cattivi, che magari avevano intenzione di togliere i fondi ai veterani, ma in realtà hanno già dichiarato in un articolo di giornale per il Wall Street Journal che la spesa pubblica che vogliono tagliare innanzitutto si aggira sui 500 miliardi ed è soprattutto derivante da organizzazioni e da direttive che il Congresso in quel momento non prevede e non approva, oppure organizzazioni internazionali che magari agiscono contro gli interessi degli stessi Stati Uniti o organizzazioni invece governative come Planned Parenthood, ricorderete, quell'organizzazione che durante i comizi elettorali di Kamala Harris distribuiva dépliant e possibili piani piani clinici per gli aborti. Planned Parenthood, scusate, che poi ha finanziato anche lì in parte la campagna del Partito Democratico, quindi era un po' un mostro che si autofinanziava, perché era il governo Biden che finanziava un'agenzia che poi in realtà finanziava in parte la campagna elettorale proprio del partito che gli permetteva di rimanere a galla. Ma parliamo proprio di due miliardari che appunto hanno deciso finalmente, possiamo quasi dire, perché sono due che hanno espresso più volte il loro parere politico. Vivek Ramaswamy addirittura era intenzionato e ha corso anche per la candidatura del Partito Repubblicano, l'abbiamo visto poi in Italia,
a rappresentare poi in realtà gli interessi di Donald Trump, perché è stato anche il primo, insieme a DeSantis, a tirarsi fuori dalla corsa elettorale per poi dare il suo endorsement a Donald Trump. Ma non è la prima volta che miliardari o che businessmen, possiamo così chiamarli, aiutano il governo federale. Anche Ronald Reagan era stato intenzionato, è stato aiutato in parte, in piccola parte, perché poi ovviamente non si può trattare il governo federale come un'azienda, ma anche Ronald Reagan ha utilizzato l'appoggio e l'intuito di questi grandi personaggi. Quindi se c'è sempre un excursus, possiamo chiamarlo così, sempre del partito repubblicano. Ma intanto vi sono anche notizie su quello che sta avvenendo all'interno dell'amministrazione Biden, ovvero Blinken, il segretario di Stato Blinken, è stato interrogato da dei rappresentanti del Partito Repubblicano. Perché? Perché sembra proprio che all'interno del suo dipartimento vi siano state finanziate delle terapie di gruppo, delle terapie per la salute mentale proprio per la vittoria di Donald Trump. Quindi parliamo sempre di una politica americana che si vive, possiamo, passatemi la frase, si vive sempre nella maniera più sana possibile, ovvero addirittura la frequentazione di terapie di salute mentale per una sconfitta elettorale. Possiamo anche considerare quali siano poi i rappresentanti scelti dal futuro presidente Donald Trump, proprio per le principali cariche all'interno della sua amministrazione. Ha fatto molto discutere quella che sarà poi di attorney general, ovvero di procuratore generale che è una carica importantissima all'interno delle delle varie norme, delle varie anche idee sia del congresso, ma anche proprio del presidente. Quindi serve sia un procuratore generale, ma vi è anche un avvocato generale. Quindi vi sono due rappresentanti e ha fatto discutere proprio questa carica perché il nominato da parte di Trump, il primo dei nominati da parte di Trump, è stato messo alla porta, possiamo dire così, perché purtroppo per lui sono state scoperte delle magagne, delle cause di problemi appunto sessuali, non solo a lui, ma anche ad altri, ma nonostante non siano delle cause comunque con certezza di pena, nel senso che devono essere ancora dibattute in tribunale, ovviamente non si può rischiare di far iniziare una presidenza così importante per gli Stati Uniti e per il blocco occidentale con delle magagne così importanti a livello penale. Infatti anche lo stesso Donald Trump, ricorderete che sta subendo un processo per utilizzo di fondi della propria campagna elettorale per pagare questa ex pornostar, che poi è diventata una escort, e è stato dichiarato colpevole da parte però della giuria e non del giudice. Infatti la sentenza del giudice è stata ulteriormente rinviata e non è detto che segua le indicazioni della giuria. Non vi è un obbligo da parte del giudice di doversi dover per forza sottostare all'indirizzo giuridico della giuria. Continuiamo infatti con la nomina poi di quella che è stata la nomina per il Dipartimento della Giustizia e come procuratrice generale, ovvero Pam Bondi,
che viene direttamente dalla Florida e ha già ricoperto in Florida proprio questa carica. Adesso la ricoprirà a livello federale, quindi molto più importante, molto più complicata come carica, però è importante sapere che sa già muoversi, almeno a livello locale, su questa carica, in questo particolare dipartimento. Descritta tra l'altro come una donna forte, intelligente e collega, ed è stata una procuratrice generale in Florida che si è battuta proprio anche per andare contro tutte quelle dinamiche che riguardano il traffico di esseri umani che ora stiamo vedendo, soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione in generale. Infatti successivamente vi farò presente una notizia su questo tema, ed è una nomina secondo me importantissima anche per quanto appunto riguarda anche il miglioramento delle prigioni federali, perché negli Stati Uniti sono veramente un Far West, e si rischia ogni giorno di non vedere il successivo, soprattutto in quelle federali, che sono le prigioni proprio di massima sicurezza. Infatti, perché è importante questa nomina? Perché sono stati arrestati una coppia, un indiano e un'americana, che partecipavano, che avevano messo in atto proprio un traffico di esseri umani al confine con il Canada, ed è stato scoperto per la notizia che avevo dato la settimana scorsa, ovvero una famiglia di indiani è stata trovata morta, purtroppo, congelata tra il confine degli Stati Uniti e il Canada, e si è scoperto che erano scomparsi dal 2022. Quindi sono stati, per fortuna, arrestati questi due individui che avevano agevolato quindi l'ingresso di personalità di immigrati irregolari, e in più sfruttavano anche la debolezza, la voglia di rifarsi una vita di questi purtroppo persone disperate, alla fine mettendo insieme un traffico di esseri umani che ha messo in difficoltà anche il confine. Non solo, che di solito il confine, quello complicato, era quello che divide il Messico e gli Stati Uniti, ma ha messo anche in difficoltà la polizia di confine fra Stati Uniti e Canada. E andando avanti con le notizie, proprio rimanendo anche per quanto riguarda la transizione fra la presidenza e l'amministrazione Biden e la futura amministrazione e presidenza Donald Trump, mettiamo subito i puntini sulle i su quelli che saranno i passaggi importanti, ovvero le elezioni si sono tenute, quindi è la certezza che vi sarà una presidenza Donald Trump, ma ora dovranno votare soprattutto i delegati. I delegati quindi dovranno confermare il voto degli elettori e dovranno quindi dare il voto a Donald Trump o a Kamala Harris a seconda del singolo Stato. E l'11 dicembre avremo una conferma dei risultati elettorali dei singoli Stati, e anche il voto da parte dei delegati elettorali, che il 17 dicembre avranno una riunione a Washington, quindi nella capitale, in cui si riuniranno tutti e 50 i delegati più quelli di Washington, che non è conteggiato come Stato, ma è un'organizzazione statale a parte. E ufficialmente il 17 dicembre i 538 delegati elettorali metteranno ai voti le loro intenzioni e quello che hanno deciso gli elettori il 4 novembre. Il governo poi dovrà anche essere
fondato, il nuovo governo dovrà essere messo in piedi, ci sarà prima un governo temporale che servirà semplicemente a consegnare il potere alla nuova amministrazione, poi vi sarà anche un nuovo congresso il 3 gennaio, dove vi saranno tutti i nuovi rappresentanti eletti anche con queste elezioni, un congresso e un senato, tra l'altro, che avranno quindi una maggioranza repubblicana. Avete visto i risultati delle elezioni, ma vi sarà anche la nomina per il gabinetto di Donald Trump e soprattutto saranno conteggiati il 6 gennaio 2025, come ogni 6 gennaio, tutti i voti elettorali e il conteggio sarà presieduto dalla vicepresidente Kamala Harris. E tra l'altro vi è una ricorrenza, ovvero è dal 2001 che un vicepresidente non ha il conteggio, diciamo, non ha la responsabilità di presiedere il conteggio di una propria sconfitta alle elezioni, perché ricorderete Mike Pence non si era candidato lui singolarmente, ad esempio, ricordando la presidenza Donald Trump, ma era Donald Trump il candidato. Quindi Al Gore, che si era candidato lui personalmente, Kamala Harris, che si era candidata lei personalmente, dovranno Al Gore ha fatto nel 2001, ha già dato il suo apporto, e Kamala Harris il 6 gennaio 2025 dovrà presiedere il conteggio ufficiale dei collegi elettorali. Il 20 gennaio 2025, come ogni 20 gennaio, invece, Donald Trump effettuerà il giuramento a Capitol Hill, quindi a Washington. E il CNN ci tiene a ribadire, perché il mondo potrebbe finire con una presidenza Trump, ci tiene a ribadire che il 20 gennaio 2029 un nuovo presidente avrà l'onere di effettuare il giuramento. Magari si spera, Vance, se la presidenza Trump andrà bene, il 20 gennaio 2029 un nuovo presidente avrà l'onere di effettuare un altro giuramento. Vi sono poi, CNN ci tiene a ricordare nelle varie date più importanti anche i processi, come abbiamo detto prima, di Donald Trump, ma non si ricordano quelli di CNN, ma anche quelli degli altri portali di informazione, anche vicini, tra l'altro, ai repubblicani, che vi è un'altra incombenza molto importante per quanto riguarda i processi legali, ovvero Hunter Biden, che proprio in questo fine di novembre dovrebbe anche lui, non si sa precisamente perché notizie purtroppo non ne escono in questi giorni, ma anche Hunter Biden, il figlio del presidente Joe Biden, il figlio del presidente uscente Joe Biden, anche Hunter Biden dovrebbe subire, possiamo dire così, la sentenza dei tanti, anche lui, processi penali che sta subendo. Tra l'altro, rimane il nemico della Cina, che Donald Trump aveva più volte sottolineato nel 2015 durante la sua prima campagna elettorale, una Cina che sembra sempre più ostile anche negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti più ostili verso la Cina, con addirittura il governatore del Texas che ordina alle sue agenzie federali statali del Texas di vendere ogni assets, ogni possessione che hanno riguardo alla Cina, perché è definita proprio il nemico politico in questo momento ed economico principale. Un Texas che, secondo il proprio governatore, deve anch'esso cominciare a prendere in mano la situazione e essere più belligerante, più aggressivo nei confronti di una potenza straniera che abbiamo visto più volte ha cercato di interferire per davvero all'interno della politica statunitense. Abbiamo visto, vi ricorderete anche i cosiddetti palloni, i famosi palloni
che le mongolfiere che sorvolavano i cieli americani, che sono stati poi fermati durante la presidenza Biden. Si pensa addirittura che fossero in azione durante la presidenza Trump. Ovviamente non vi è una certezza, perché i cinesi sono rimasti in silenzio sull'esistenza di questi palloni, ma erano palloni proprio messi in aria per spiare il territorio americano. In chiusura, proprio per dare una notizia, diciamo, positiva, anche se riguarda il Partito Democratico, ovvero sembra proprio che il Partito Democratico americano stia cercando di fare autocritica, un'autocritica vera. Infatti, un senatore della California, Adam Schiff, che è stato eletto, ha parlato proprio di un Partito Democratico che dovrebbe riflettere, che dovrebbe capire che ha sbagliato tutto durante la campagna elettorale, nonostante Kamala Harris avrebbe potuto vincere nei vari stati, nei vari swing state, battleground state, come vengono adesso chiamati, quindi vengono chiamati quindi stati con le porte girevoli, oppure addirittura che sono dei campi di battaglia. Non sono d'accordo che Kamala Harris avrebbe potuto vincere se poi il risultato elettorale è stato così importante, ma è interessante vedere un Partito Democratico che vuole anche togliersi la nomea di essere il partito che pensa solo alle minoranze. Infatti, una politica molto importante, la giovane Alessandra Ocasio-Cortez, che è molto importante per quanto riguarda il Partito Democratico, è molto importante anche per i giovani vicini al Partito Democratico, che vedono in lei come la rappresentante dei loro ideali. Anche lei ha tolto, ad esempio, dalle proprie biografie sui social e sul proprio sito quei pronomi proprio, possiamo quasi chiamarli woke, ovvero mettere nella propria biografia era importante per sottolineare il fatto che lei fosse donna e che fosse anche però a favore della minoranza LGBTQ+. E invece in questi ultimi giorni anche lei ha tolto i pronomi, anche lei sembra più morbida per quanto riguarda anche gli elettori di Trump, quando in realtà durante tutta la campagna elettorale, scusate, ricorderete i grandissimi, gli amicissimi politici del Partito Democratico che chiamavano gli elettori repubblicani spazzatura, come faceva il presidente Joe Biden, o sessisti e maschilisti, come faceva invece l'ex presidente Obama. Quindi abbiamo una parte del Partito Democratico che perlomeno fa autocritica, che perlomeno è più intenzionata a parlare dei problemi che riguardano le persone di tutti i giorni, una Alessandra Ocasio-Cortez che in chiusura infatti si è poi scagliata contro una norma che ha portato avanti invece il segretario di Stato Blinken, ovvero quella dei bagni all'interno del congresso, vi ricorderete come era successo invece alla Bocconi con i bagni per le minoranze transgender, che avevano tolto in realtà la possibilità poi ai disabili di avere un proprio unico bagno. E è successo più o meno una storia simile, ovvero che invece in congresso i transgender, uomini che vogliono fare il cambio di sesso in donne, useranno il bagno delle donne, almeno per quanto riguarda le direttive del grandissimo Blinken. E invece Alessandro Ocasio-Cortez si è scagliata contro questa direttiva dicendo che questa normativa è una normativa che squalifica le donne. Quindi questo per farvi capire un po' i cambiamenti che stanno avvenendo all'interno del Partito Democratico americano e che forse qualcosa si sta muovendo. Con quest'ultima notizia, spero positiva, nel senso che di cambiamento, che parla proprio di cambiamento, io vi saluto, vi aspetto la prossima settimana, sempre qui su Radio Libertà, sempre dalle 9:35 alle 10. Grazie ancora per l'ascolto e per l'attenzione. Una buona settimana a tutti, un buon lavoro a tutti. Grazie.